Siamo finalmente arrivati a questo giorno che è stato un giorno molto sofferto, perché la storia che ci ha portato ad arrivare qui oggi è una storia lunga e mi piacerebbe brevissimamente condividerla con voi, non tanto con i ragazzi che ben la conoscono, ma con chi oggi ha voluto essere presente. Ringrazio naturalmente il sindaco per aver voluto essere qui oggi a testimoniare la sua vicinanza al mondo dei giovani, e l'assessore Speranzon, assessore allo sport della provincia di Treviso, che a sua volta oggi ci ha voluti raggiungere. Sarebbe stato facile chiedere 3 anni fa all'allora sindaco Scottà e all'assessore ai lavori pubblici Braido di darci supporto con gli uffici tecnici alla progettualità di questo spazio e in 6 mesi realizzarlo, ma non è ciò che abbiamo voluto fare. Con questi ragazzi che appunto 3 anni fa circa sono venuti da noi al nostro centro giovani, che, lo dico soprattutto ai genitori, è un centro frequentatissimo da tantissimi ragazzi vittoriesi. Questi ragazzi sono venuti e ci hanno detto: ci manca lo spazio per usare lo skate park, e non occorreva che ce lo dicessero, perché in tanti li vediamo, anzi le vedavamo fino a ieri, saltare in luoghi assolutamente inadeguati, e molto spesso ci venivano anche riportate lamentele da parte di vari cittadini o gestori di negozi dove loro andavano a saltare in modo improprio. E con loro abbiamo quindi cominciato a progettare questo spazio. Devo ringraziare la Cerfin per averci voluto mettere a disposizione questo spazio, che, voglio ribadirlo, è uno spazio oggi assolutamente pubblico, sebbene all'interno di una struttura privata, uno spazio il cui uso è gratuito per tutti e che deve però rispondere chiaramente a delle regole d'uso che sono specificate nel decalogo che abbiamo apposto. E è cominciata con loro la progettazione, abbiamo vagliato con loro le varie tipologie di skate park, ce n'è solo un'altra in provincia di Treviso, siamo andati a vedere quella, siamo andati a vedere quelle di Pordenone, insomma con loro abbiamo fatto un'analisi. Loro erano i portatori di interesse, ma anche coloro che più ne sapevano, gli esperti, diciamo, del settore. E con loro abbiamo appunto progettato, guardate, lo dico ai genitori, sono stati dei momenti bellissimi, davvero mi emoziono a ricordarli, quando li vedevo animarsi di fronte alle varie tipologie di rampe che a loro sottoponevamo e animarsi nella discussione di sceglierla fatta di cemento piuttosto che di altri materiali, eccetera. Si sono confrontati anche con esperti che stanno ben al di fuori dei confini comunali e alla fine hanno scelto questa tipologia. A loro abbiamo consegnato il budget a disposizione, con loro abbiamo vagliato le varie possibilità di scelta e con loro siamo arrivati a questo progetto. Per cui, cari ragazzi, siete stati davvero bravi. Fino ad oggi siete stati bravi nella progettazione e nella condivisione. Ma non è finita qui, perché dopo che abbiamo dato in mano agli uffici comunali la definizione del progetto, abbiamo ordinato le rampe che oggi vedete, con loro, sempre al nostro centro Criciúma, abbiamo voluto condividere delle regole, il decalogo appunto, sull'uso di questo spazio che trovate, come dicevo, esposto. Le regole sono nate non da una nostra imposizione, ma ancora una volta da una condivisione con loro, perché l'obiettivo di questo spazio è quello che sia un luogo educativo. Il progetto Giovani di Vittorio Veneto è un progetto educativo ed è per questo che, passata l'amministrazione Scottà, il nuovo sindaco e il nuovo assessore ai lavori pubblici Fasan, che ringrazio e che purtroppo non può essere presente, hanno, e li ringrazio, voluto credere nel proseguio di questo progetto e finalmente oggi siamo qui. Ora la gestione sta a loro. Questo, dicevo, è uno spazio pubblico, ma sono loro che sono consapevoli di essersi dati delle regole, sono loro i gestori di questo spazio, sono loro i responsabili di questo spazio. Quindi noi oggi a loro lo consegniamo. Continueremo naturalmente ad avere i nostri operatori che vigilano sullo spazio, ma più che vigilano, che li accompagnano nella fruizione di questo come di altre attività del progetto Giovani. Ma non è finita qui, perché poi c'era tutta la parte della promozione, dell'informazione, e allora si sono messi in gioco i ragazzi di Ring,
cioè coloro che negli anni hanno sviluppato una loro competenza nella comunicazione. Ci sono i ragazzi della Tenda TV, che ringrazio naturalmente per essere anche oggi presenti ad aiutarci a dare divulgazione a questo evento. E quindi c'è tutto il mondo giovanile, non ultimo naturalmente coloro che animeranno poi e che accompagneranno le loro esibizioni, e cioè il gruppo dei DJ di Fregona. Anche questo è un laboratorio che è nato sempre all'interno del progetto Giovani dei comuni del comprensorio, e che in questi 2 giorni animeranno con la loro musica e con le loro abilità di DJ tutte le esibizioni. Oggi ci sarà, dopo l'inaugurazione, ci saranno alcuni ragazzi più grandi che si mettono a disposizione per dare delle piccole lezioni ai più giovani, se lo vogliono, su alcune tecniche. E poi nel proseguo domani ci sarà una gara, una contest nel pomeriggio. Ringrazio naturalmente gli sponsor che ci hanno aiutato ad avere anche i premi per questa contest, e tutti i gruppi musicali del progetto Giovani della città di Vittorio Veneto. Ecco, questo mi premeva dire. A voi ragazzi naturalmente, come sempre, la raccomandazione di usare questo spazio come uno spazio di divertimento, però consapevolmente, in modo intelligente, di non fumare dentro in questo spazio. Stiamo pensando di renderlo uno spazio smoke free, quindi uno spazio dove è vietato fumare, e penso che i vostri genitori saranno contenti, ma col tempo sarete contenti anche voi. Adesso vedremo come insieme a voi costruire anche questa nuova regola. Mi raccomando naturalmente di trattarlo come, anzi sapete che è vostro, quindi trattatelo con la stessa cura con cui trattate le cose a cui tenete. Di aver testa, perché ovviamente è uno sport pericoloso, quindi sappiatelo usare così come seguendo le regole. E davvero io ve lo consegno insieme al sindaco con grande affetto e con la speranza che questo sia davvero un luogo che voi userete con grande passione, ma mi raccomando non ovviamente negli orari di scuola, perché già alcuni presidi mi hanno detto cominciano ad andare e non vengono a scuola. Non dovete farlo, è uno spazio aperto a voi negli orari in cui è aperto il Centro Vittoria per i giovani. Quindi ai ragazzi grazie, agli sponsor grazie, a tutti i componenti del progetto Giovani grazie, e lascio per ultimo, ma naturalmente per me è molto importante, a coloro che ci hanno accompagnato in questa lunga esperienza, e cioè i nostri collaboratori Stefania Chies, Maria Pia Daronc e Dario Roveda, nonché Marco Della Giustina, senza i quali oggi non saremmo qui. Grazie a tutti e buon divertimento.